Boschi a Natale, quella che le Proloco definiscono una magia, è tornata in un weekend fatto di una quarantina di escursioni organizzate da lupi in tutto il Veneto, di cui ben 15 nella sola provincia di Belluno. Spieghiamo il senso di questo camminare dei boschi che avete promosso come Proloco? Una passeggiata immersa in mezzo alla natura con dei colori fantastici che vede la natura anche d'inverno con la vita che può avere con i fiori, con anche degli animali e anche certe volte si può avere la sensazione di vedere dei caprioli piuttosto che dei cervi. Da Limana a Lamon, da Longarone a Sospirolo, passando per Sovramonte, Agordo, Ponte nelle Alpi, Cencenighe, Lorenzago, Calalzo, Canale d'Agordo, tra flora, fauna e scorci di arte, storia e cultura, come l'incantevole chiesa di Madonna Parè a Limana o la chiesetta di San Lorenzo con il suo pavimento del 1200. Questo il senso dell'iniziativa. Innanzitutto di portare gente all'esterno per pubblicizzare quelli che sono il nostro territorio in un ambiente sano, bello, e pubblicizzare anche non solo la parte ambientale ma anche quella, chiamiamola così, culturale. Infatti faremo un giro chiesette e altri posti che sono stati creati apposta proprio per rendere più appetibile, più piacevole venire in quel di Sospirolo. Quanto è diverso camminare in questa stagione rispetto all'estate? Intanto la luce è completamente diversa perché il sole con i suoi raggi dà una visuale ben diversa, nel senso che le montagne e le rocce e anche i boschi cambiano completamente colore da un'ora all'altra.